Doveva assisterla perché dopo una malattia era rimasta parzialmente disabile ed invece ogni volta che andava da lei la vessava, le tirava i capelli. Maltrattamenti che ormai erano diventati quotidiani. La vittima è un'anziana di 80 anni, in manetta è finita la figliastra, un insospettabile bellunese di 71 anni. A lanciare l'allarme erano stati alcuni vicini di casa che avevano assistito a un episodio violento proprio avvenuto fuori casa, sulla strada. Siamo partiti da segnalazioni di cittadini che, per quanto potevano non essere esaustive, ci hanno permesso di approfondire e di scoprire il quadro indiziario che poi è emerso. Però l'importante è stata appunto la sensibilità dei residenti e dei vicini di casa. Così la squadra mobile senza esitare ha nascosto delle telecamere nell'abitazione della vittima e il quadro terribile si è subito delineato, tanto che gli investigatori non hanno potuto attendere un minuto in più. Il blitz è scattato subito e la 71enne è stata arrestata per maltrattamenti aggravati in famiglia. Ci ha portato a scoprire un quadro di crudeltà familiare, conversazioni che partivano da schiaffi, insulti continui, tazzine riversate in testa e tirate di capelli, e quindi per interrompere l'attività criminosa siamo intervenuti non appena avevamo acquisito i riscontri necessari. Il GIP ha convalidato l'arresto della donna e l'ha rimessa a piede libero con l'obbligo di stare lontana almeno 100 metri dalla matrigna, che è stata portata in ospedale con lievi lesioni al volto e alla schiena. L'appello della polizia se si venisse a conoscenza di questi casi. Segnalare sempre qualsiasi cosa, qualsiasi violenza, soprattutto quando avvengono sulla pubblica via, perché se avvengono sulla pubblica via vuol dire che in casa avviene anche peggio.